Sarà ballottaggio tra Campagnolo e Finco per il prossimo sindaco di Bassano del Grappa. Grande sconfitta per la sindaca Elena Pavan, che perde quasi 10.000 voti rispetto al 2019. La lista più votata è quella di Gianni Zen, che sfiora il 14%, potrebbe essere l'ago della bilancia. Molte conferme tra i sindaci in Pedemontana e Altopiano. Facciamo il punto della situazione. Raffica di predazioni di lupi in altopiano e gli allevatori allo stremo fanno i conti con i danni. Anche nell'Alta Padovana le elezioni confermano molti sindaci nel segno della continuità. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto spazio dedicato all'informazione di Bassano e dintorni, un'edizione chiaramente dedicata all'esito delle elezioni della tornata di sabato e domenica, una sfida, quella per diventare sindaco di Bassano, che vedrà Roberto Campagnolo opporsi a Nicola Finco. La grande sconfitta di questa tornata elettorale è la sindaca uscente Elena Pavan. Ballottaggio doveva essere e ballottaggio è stato. Fin qui nulla di nuovo lungo il Brenta. Quello che in pochi avevano previsto invece è che contro Roberto Campagnolo correrà Nicola Finco e non Elena Pavan. La grande sconfitta di questa tornata elettorale. Partiamo dai numeri. La coalizione di centro-sinistra vince il primo turno con 5.926 voti totali, pari al 28,44%. Nicola Finco conquista il secondo posto con 5.231 voti, pari al 25,11%. La sindaca uscente finisce terza con il 23,03%. Poi la vera rivelazione di È il momento, lista che ha ottenuto singolarmente più consensi di tutti, con quasi il 14%, e Roberto Marin che sfiora il 10%. Con Campagnolo in fuga, il lungo testa a testa è stato Finco Pavan. La svolta arriva alla 13ª sezione scrutinata, quella di San Lazzaro, dove il leghista Finco prende più voti di tutti, 197, recuperando lo svantaggio fino al sorpasso certificato a Marchesane. E adesso, dopo una notte di festa e di riflessione, parte ufficialmente la sfida a due. Stanotte come ha dormito? Bene, molto bene, e soprattutto per il risultato di ieri, cioè arrivare al ballottaggio, arrivarci da primi è un grande risultato. Ho dormito anche molto bene e ovviamente sono anche soddisfatto di questo primo risultato che abbiamo portato a casa, merito di un grande lavoro fatto sul territorio da parte di tutti i candidati consiglieri. A questo punto cosa si aspettano i due candidati dall'elettorato rimasto escluso, quindi da chi ha votato Fratelli d'Italia, Pavan, Marin e Zen? Io mi aspetto ovviamente l'appoggio di tutti gli elettori del centrodestra, insomma non possiamo lasciare la città di Bassano al PD e al centrosinistra. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale che ha rispettato tutte le parti in gioco. Siamo stati determinati nella nostra proposta, anche nella critica di quello che non ci piaceva rispetto agli avversari, ma sempre col massimo rispetto. Lo scenario che si starebbe delineando, seppur in fase ancora embrionale, è un apparentamento del centro-sinistra con È il momento, mentre Finco potrebbe aprire al dialogo con una parte di Fratelli d'Italia e Marin. Diciamo che c'è un elettorato che non si può dire fidelizzato su quel partito o su un altro partito, è un elettorato che decide da volta in volta in funzione del partito, del leader. Adesso ovviamente il nostro sarà un messaggio rivolto a tutti gli elettori del centrodestra bassanese perché tornino a votare, prima di tutto è la cosa più importante. 2, non possiamo assolutamente dare la città nelle mani del PD e dell'estrema sinistra. E insomma, l'abbiamo detto, la grande sconfitta di questa tornata elettorale è la sindaca uscente Elena Pavan, che perde quasi 10.000 voti rispetto al 2019. Elena Pavan, la sindaca uscente, è la grande sconfitta di queste elezioni, esclusa persino dal ballottaggio, tagliata fuori dai giochi per volontà e scelta dei cittadini.
Si chiude quindi il libro di un'amministrazione e di una sindaca che hanno fatto discutere molto e che hanno spesso diviso opinione pubblica e città fino a spaccarla. Vedi caso San Lazzaro. E a dire il vero, a spaccarsi in questi 5 anni è stata anche la stessa amministrazione che ha perso per strada un vice sindaco, 2 assessori, un presidente del consiglio comunale e non solo, che è più volte finita sotto nei numeri e che dopo anni in cui è stata fortemente criticata per l'assenza di dialogo con i cittadini, viene bocciata proprio da loro alla prima occasione utile in cui i cittadini hanno avuto la possibilità di far sentire la propria voce. Non ha convinto il programma di Elena Pavan, che dopo anni di immobilismo ha parlato di tempo necessario, un intero mandato, per la semina, per poi promettere di raccogliere in futuro. Un futuro e una promessa a cui Bassano evidentemente non ha creduto, anche perché altri comuni per raccogliere non hanno aspettato 5 anni e infatti quei sindaci sono stati rieletti. La narrazione di questi 5 anni di Pavan e del programma per i prossimi 5 è stata sposata da alcuni organi di informazione, ma non dai cittadini a cui Rete Veneta ha sempre dato voce, testimoniando negli anni una grande distanza fra chi amministrava e chi vive in città. E non è un caso se i 2 candidati che si sfideranno il 23 e il 24 giugno sono gli unici che hanno messo la sanità e i problemi nell'ULSS 7 al centro del loro programma, cosa che invece durante il suo mandato e la sua campagna elettorale non ha fatto Elena Pavan. Dunque, l'ultimo capitolo di questa amministrazione è un finale scritto a più mani, quelle delle migliaia di bassanesi che prima hanno tracciato una croce sulla scheda per mettere poi una croce sopra all'era Pavan. E un vero e proprio exploit è stato quello della lista È il momento, che da vera sorpresa potrebbe diventare adesso ago della bilancia. Assieme a tutto il gruppo che è stato protagonista di questo viaggio degli ultimi 2 mesi, mi sento in qualche modo incaricato, responsabilizzato di un'area nuova che sta avanzando e che chiede ovviamente trasparenza e un modo di far politica non litigioso ma positivo, perché deve rispondere ai problemi delle persone nella loro vita quotidiana. Nella vostra lista c'è tra l'altro, e diamo anche questa notizia, il candidato più votato, Manuel Remonato, 636 preferenze, sarà il presidente della prima seduta del Consiglio comunale, e la vostra lista È il momento è quella che ha battuto tutte le altre. Sì, è una cosa che ci ha sorpreso tutti, perché mai avremmo immaginato un risultato così, partendo da zero e non avendo né i mezzi ma neanche i simboli di partito, perché si votava per ovviamente le europee e quindi c'era un effetto trascinamento. La cosa ci ha sorpreso, come ci ha sorpreso che Manuel abbia preso tutti quei voti e ha solo 31 anni ed è la prima volta. Questo significa che c'è una domanda di un nuovo modo di far politica. Come mi muoverete in queste 2 settimane ormai poco meno che mancano al ballottaggio? È chiaro che noi abbiamo scelto come metodo quello del dialogo, senza preclusioni ideologiche. Abbiamo un manifesto di valori, abbiamo un programma e dialogheremo. E poi, come fanno i gruppi, ci troveremo assieme a porte chiuse, ragioneremo e voteremo a scrutinio segreto. E questa è una prima parte del racconto di quella che è stata la tornata elettorale amministrativa a Bassano. Nei prossimi giorni continueremo ad analizzare quello che, insomma, le urne hanno detto. Adesso restiamo in ambito di politica, di elezioni amministrative, ampia, larga vittoria di Germano Racchella a Cartigliano. Se non è un plebiscito, poco ci manca. Germano Racchella porta a casa quasi il 74% dei voti, che valgono a lui e alla sua squadra Passione per Cartigliano la vittoria più bella, quella della riconferma. E per Racchella questo è il 4º mandato da sindaco. È stato un grandissimo risultato. La priorità dei prossimi 100 giorni è quello di sbloccare la microzonizzazione sismica che abbiamo ferma in regione, per darci l'opportunità di partire al più presto
con il Brolo di Gelsi, che è il nostro progetto principe che vogliamo portare a termine in questi 5 anni. Seconda cosa, non meno importante, ma importantissima, è l'inaugurazione della nuova scuola materna, così si conclude il polo scolastico che avverrà a gennaio. Una campagna elettorale che ha visto più di qualche attacco da parte della lista rivale, a cui Racchella ha replicato con la forza del consenso e senza cercare lo scontro, ma bensì il confronto, cosa non avvenuta visto che Pellanda non si è reso disponibile. Mi piace una campagna elettorale corretta dove ogni candidato deve proporre un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso per amministrare bene il proprio comune. Come ben tutti sanno, ad esempio a Cartigliano il confronto non è stato fatto perché non era disponibile l'altro candidato, ma avremo modo in questi prossimi 5 anni in ogni consiglio comunale a confrontarci per il bene del nostro paese. Riconferma con un plebiscito di voti anche per Luigi Pellanda a Tezze sul Brenta. A Tezze sul Brenta vince la continuità, anzi stravince con il 75% dei voti per Luigi Pellanda e la sua lista. Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni. Forte, fortissimo, si è rivelato il legame tra Pellanda, l'amministrazione e il territorio. Certamente soddisfatto dei numeri che sono emersi dalle urne. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno espresso la loro preferenza per me e per la mia lista. Ringrazio anche coloro che hanno fatto scelte diverse, perché in democrazia questo è fondamentale. Un po' deluso della scarsa affluenza ai voti, alle votazioni per le tornate elettorali amministrative, perché Tezze sul Brenta raggiungeva cifre veramente elevate, dai 70 all'80%, quindi il nostro 57% mi ha un po' deluso. Vuol dire che bisognerà lavorare ancora di più per far partecipi i cittadini alla vita amministrativa. È d'obbligo la domanda: cosa si farà nei prossimi 100 giorni? Quali sono in sostanza adesso le prime cose da fare, le priorità di questo nuovo mandato? Rispondo come ho risposto anche in altre occasioni durante la campagna elettorale, non ci siamo mai fermati, quindi abbiamo ripreso da dove avevamo smesso qualche giorno fa, ma le cose da fare sono sempre tante, non c'è una prima cosa da fare, c'è la continuità di tutto quello che avevamo programmato e non siamo riusciti a fare in questo periodo. Dunque conferme importanti per Cartigliano e Tezze sul Brenta, abbiamo visto a suon di voti. Noi continuiamo il nostro tour fra i sindaci eletti, tra di loro la più giovane nel comprensorio bassanese è Elena Bontorin di Mussolente. Siamo già partiti, siamo già al lavoro, già questa mattina sul presto eravamo qui e abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato ieri mattina, quindi ripartiamo andando avanti con i progetti che abbiamo già in cantiere. Questa mattina mi sono concentrata ai primi adempimenti da sindaco, qualche firma, qualche parola con i dipendenti e sto già costruendo la nuova squadra. Il margine dei voti non è però grandissimo, lo è storicamente, insomma, questa poca differenza. Sì, ce la siamo giocata di pochi voti, quindi complimenti anche agli avversari che insomma si sono presentati bene anche loro alla cittadinanza. Però dai, ce l'abbiamo fatta e per l'ennesima volta ci impegneremo anche ad essere l'amministrazione anche di chi non ci ha votato, perché alla fine il sindaco è di tutti e spero di acquistare la fiducia anche di chi magari inizialmente era un po' scettico. E adesso proseguiamo con una carrellata di sindaci eletti nella Pedemontana. A Breganze vittoria netta con il 44,2% per Alessandro Crivellaro, 28 anni, giovanissimo sindaco che ha avuto la meglio sulla ex prima cittadina Silvia Covolo e su una lista civica della terza candidata. A Bressanvido, dove ha votato il 64% della popolazione, pari a 1594 cittadini, Luca Franzè, con 771 voti, è stato scelto per il secondo mandato, che sarà dunque in continuità su opere pubbliche e servizi. A Pozzoleone, Edoardo Tomasetto, candidato unico, è stato scelto per fare il sindaco dei suoi cittadini, con 1413 voti complessivi e con un'affluenza al voto del 67,9%, ha superato così il quorum necessario per legge per la proclamazione diretta. A Solagna Stefano Bertoncello è stato confermato sindaco per il secondo mandato, con la lista Insieme per la Comunità
ha ottenuto 456 voti, pari al 46,2% delle preferenze. Due gli sfidanti, Laura Carraro e Marco Vanzo, fermi al 28 e 25%. Un solo candidato nel comune di Valbrenta, Luca Ferrazzoli. La legge prevede, come detto, un quorum minimo di voti validi e così è stato. Il sindaco uscente ha ottenuto 2.243 voti con la sua lista Valbrenta Civica, quasi 4.000 i cittadini alle urne, pari al 63% degli aventi diritto. Saliamo in altopiano e vediamo lì come sono andate le elezioni amministrative. Ad Asiago ha sfiorato l'80% delle preferenze il sindaco Roberto Rigoni Stern, al terzo mandato consecutivo da primo cittadino e amministratore locale dal 99. La sua lista Viva Asiago ha raccolto 2.640 voti, praticamente gli stessi di 5 anni fa. Ha iniziato invece il suo settimo mandato consecutivo Antonella Corradin a Lusiana Conco, il secondo comune più popoloso dell'Altopiano. Unica candidata insieme ai 12 consiglieri della sua lista, ha superato ampiamente il quorum fissato per legge al 40%. Significativa 14% la quantità di schede bianche o nulle. A Foggia si è confermato il sindaco Bruno Oro col 60% su Melissa Alberti, assessore della precedente giunta. Molto bassa in questo caso l'affluenza, 44%. Roana non ha invece confermato la fiducia ad Elisabetta Magna Bosco, scegliendo col 61,2% Luigi Martello, 58enne imprenditore. Vittoria di misura a Gaglio per la lista Gaglio Comunità Territorio della candidata Marinella Sambugaro, che ha raccolto 34 voti in più del gruppo del sindaco uscente Emanuele Munari. Restiamo in altopiano, ma chiudiamo la pagina politica, torniamo però a parlare di predazioni di lupi. Ancora predazioni, con una situazione sempre più drammatica e ingestibile, specie nei terreni delle malghe. Un'attività quella che va avanti da generazioni e che sta mettendo davvero a dura prova la resistenza di queste famiglie amanti del territorio. Un esempio, Malga Frollo, una piccola malga privata lasciata in eredità dal padre, che il proprietario aveva bonificato a mano nel corso degli anni a colpi di piccone, togliendo una ad una le radici, e che poi è stata mantenuta a fatica e soprattutto per rispetto della tradizione e per pura e semplice passione. Adesso questo dramma, con una vitella di 11 mesi uccisa, il proprietario è sconvolto, la reazione è quella di non volere più questi animali, il rifiuto di occuparsene per avere poi queste conseguenze. Dopo generazioni di questo lavoro, di persone che si occupano delle malghe, spesso come secondo lavoro, eccoci alle prese con altri pezzi di territorio che rischiano di essere abbandonati, una sconfitta per tutti. Ma non basta, ecco cos'è successo a Malga d'Osso, altre immagini che non si vorrebbero mai vedere, altra raffica di predazioni e colpita anche Malga di Conco, da dove i proprietari in queste ore stanno portando a casa gli animali che restano, nella speranza di salvare anche loro, ma con tutti i disagi, l'impegno e le difficoltà che comporta il loro trasferimento. E l'altopiano diventa davvero un territorio che chiede aiuto. Altre immagini drammatiche ci arrivano da Sasso di Asiago e dalla Valle Astaro. Nessuna zona è al sicuro e anche psicologicamente i malgari e gli allevatori non ce la fanno veramente più. Ci spostiamo nell'Alta Padovana per conoscere i nuovi sindaci eletti. Nell'Alta Padovana l'elezione dei sindaci è nel segno della continuità. A Campo San Piero confermata per il terzo mandato Katia Maccarrone. È anche un onore, l'ho fatto per i 10 anni, l'ho fatto con grande impegno insieme a due squadre che mi hanno accompagnato in questi anni splendide e anche quella che ho adesso insieme. La squadra è uno dei nostri punti di forza e abbiamo lavorato tantissimo e quindi credo che le persone ci abbiano riconosciuto anche. A San Giorgio in Bosco secondo mandato per Nicola Pettenuzzo dopo la sfiducia e il commissariamento di gennaio. È stata una vittoria bellissima, una vittoria della mia comunità che ringrazio tantissimo per la fiducia che mi hanno rinnovato ed è stata veramente una fortissima emozione e ancora adesso lo è perché è stata una campagna dura, una campagna iniziata il 19 gennaio quando mi hanno mandato a casa. Plebiscito a San Giorgio delle Pertiche per il secondo mandato di Daniele Canella. Un consenso molto ampio che significa tanta fiducia da parte dei cittadini e altrettanto tanto impegno nel non tradire questa fiducia, quindi ci impegneremo al massimo. Riconfermato Italo Perfetti a Galliera Veneta e Antonella Argenti a Villa del Conte. Questo è merito dei miei cittadini che hanno visto il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni.
non solo come persona mia di sindaco, ma tutta la squadra. I cittadini ci hanno un po' dimostrato, ci hanno ripagato dell'impegno dei 5 anni precedenti e nonostante non fosse necessario andare ben oltre, ci hanno confermato le presenze di 5 anni fa. Nel segno della continuità con le amministrazioni uscenti, i nuovi sindaci di Massanzago, Borgorico, Tombolo e Fontaniva. C'è un binomio di continuità e anche di rinnovamento all'interno della nostra squadra, per cui andiamo avanti in continuità su quelli che sono i progetti che abbiamo in opera. Siamo consapevoli di avere già tanti cantieri avviati, quindi siamo pronti a metterci al lavoro già subito da domani mattina. È la vittoria del lavoro che abbiamo fatto per 10 anni, della vicinanza che abbiamo avuto con i cittadini del nostro comune, un lavoro fatto veramente dalla squadra, da tutti i miei candidati. E adesso ricominciamo con una nuova squadra molto rinnovata rispetto alla precedente, con la quale davvero ci mettiamo al servizio dei cittadini con un grande entusiasmo. Riconfermati Walter Milani a Piazzola sul Brenta, Martina Rocchio a Curtarolo, Dario Luigi Tardivo a Campo San Martino, Gianfranco Vezzaro a Campodoro, Antonella Zoggia a Tre Baseleghe e Moreno Giacomazzi a Santa Giustina in Colle. Si parlerà di politica, ma non solo, questa sera in prima serata con il focus del nostro direttore Luigi Baccialli, ospiti Fabio Bui, Arianna Cimolin, Maurizio Conte, Gian Antonio Darè, Mario Fabris, Alberto Montagnier, Francesco Pontelli e Paola Roma. È davvero tutto per questa edizione di TG Bassano. Io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro un buon proseguimento di serata sempre su Rete Veneta.